Cari amici, oggi sono qui per parlarvi di un uomo straordinario, un grande pontefice che ha segnato la storia della Chiesa e dell'Europa stessa, San Leone Magno. Nato in Toscana e formato nella città eterna, Leone Magno si rivelò fin da giovane un ingegno eccezionale che applicava con ardore alla scienza sacra. La sua saggezza e il suo zelo lo resero caro al Papa San Celestino I, che lo nominò arcidiacono. Fu stimato non solo dal popolo, ma anche dai dotti dell'epoca, tanto che il celebre Cassiano gli dedicò i suoi libri sull'incarnazione, definendolo decoro e splendore della Chiesa romana e del Sacro Ministero. Ma il destino aveva in serbo qualcosa di ancora più grande per Leone. Nel 440, trovandosi in Francia per risolvere una disputa, fu eletto papa all'unanimità, succedendo a San Sisto III. Tornato dalle Gallie, umile e fiducioso in Dio, abbracciò la sublime e ardua missione che lo avrebbe reso degno del titolo di grande. La sua attività si manifestò in ogni campo dello zelo pastorale. Si dedicò instancabilmente all'istruzione del popolo e alla santificazione del clero, che erano le sue maggiori preoccupazioni. Inoltre, grazie al sostegno di generosi benefattori, costruì numerose chiese che ancora oggi testimoniano la sua grandezza. Leone Magno si rivelò un martello contro gli eretici. Combatté i Manichei, ma soprattutto smascherò l'eresia di Eutiche, che minacciava i fondamenti stessi della religione cristiana, adulterando il mistero dell'incarnazione del Verbo. Nel concilio di Calcedonia, convocato su sua richiesta, 630 vescovi condannarono l'eresia di Eutiche e di Nestorio. La lettera che Leone aveva scritto a San Flaviano, un capolavoro dell'antichità cristiana sul dogma dell'incarnazione, svolse un ruolo cruciale in quel concilio. Ma Leone non si limitò al campo dottrinale, prese anche cura materiale dell'Italia e di Roma stessa. Quando l'imperatore e l'esercito erano impotenti di fronte alle orde di Attila, il flagello di Dio, il Santo Pontefice, fiducioso nell'aiuto divino, si recò sulle rive del Mincio e fermò il feroce conquistatore. Inoltre salvò Roma dalla distruzione minacciata dal vandalo Generico. La sua forza morale e la sua umiltà, carità e dolcezza gli valsero rispetto e amore non solo dal popolo, ma anche dai principi, dagli imperatori, dai barbari e persino dagli eretici stessi. Dopo un pontificato glorioso di ben 21 anni, San Leone Magno si unì a Dio nel 461, lasciandoci un'eredità indelebile. Fu un profondo scrittore, tanto che la Chiesa lo dichiarò dottore. Le sue 69 omelie e 173 lettere sono autentici monumenti di pietà e ingegno, che hanno contribuito a elevare la gloria della Chiesa nel corso dei secoli. Oggi rivolgiamo il nostro sguardo a San Leone Magno come a un faro di speranza e ispirazione. La sua vita e il suo lavoro ci ricordano che anche in tempi di sfacelo e turbolenze, la fede, la saggezza e la determinazione possono guidarci verso la luce della verità e della giustizia. Che San Leone Magno sia per noi un esempio di dedizione, coraggio e amore per la Chiesa e per l'umanità.
Possa la sua memoria vivere nei nostri cuori e ispirare le future generazioni a seguire il cammino della santità. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.